Sì, buonasera a tutti e grazie al professor Paolo Ferrari per questo invito molto gradito. La mia lezione di oggi verterà sulla questione della mancata Norimberga italiana, ovvero sulla mancata punizione dei criminali di guerra italiani. E, trattando questo tema poi toccherò anche l'aspetto della punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia, però il focus della lezione, appunto, come avrete visto anche dalla locandina, è concentrato sul caso degli italiani. Caso interessante perché l'Italia, unico fra i tre paesi del patto tripartito, cioè i tre paesi che hanno scatenato la seconda guerra mondiale, appunto Italia, Germania e Giappone, è riuscita a evitare il giudizio dei propri criminali di guerra, salvo alcune eccezioni che poi vedremo. Mentre Germania e Giappone hanno subito numerosi processi, non solo ai propri vertici, non solo Norimberga, non solo il processo di Tokyo, ma centinaia, migliaia di processi anche a sottufficiali e soldati comuni che avevano commesso crimini di guerra. Ecco, invece l'Italia è riuscita a garantire, per così dire, l'impunità dei responsabili di crimini di guerra. E l'Italia fascista di crimini di guerra ne aveva commessi. Qui potete vedere un elenco molto schematico delle guerre, le guerre del fascismo combattute dall'inizio degli anni 30, dalla riconquista della Libia fino alla conquista dell'Albania, alla vigilia della seconda guerra mondiale nel 1939, e in tutti questi contesti bellici, e quindi che precedono la seconda guerra mondiale, riconquista della Libia, aggressione e conquista dell'Etiopia, guerra civile in Spagna, le forze armate italiane si erano rese responsabili di crimini di guerra. E poi ovviamente questo ha avuto anche un seguito nelle vicende della seconda guerra mondiale. Nella prima parte della guerra, la guerra dell'Asse, combattuta a fianco della Germania dal 40 al 43, e soprattutto faccio riferimento all'occupazione dei Balcani, della Jugoslavia e della Grecia, territori in cui appunto sono stati commessi dei crimini di guerra da parte italiana. Ho alcune immagini da mostrarvi seguendo la scansione temporale delle guerre del fascismo. Guardiamo se riesco a farla partire. Questa è un'immagine che ritrae Omar el-Mukhtar, il capo della resistenza libica contro gli italiani, qui ritratto nel momento in cui è stato arrestato, processato, e Omar el-Mukhtar verrà impiccato all'inizio degli anni 30 appunto nell'ambito di operazioni di eliminazione della guerriglia libica anti-italiana, che erano poi anche sfociate nella deportazione di tutta la popolazione del Gebel Cirenaico in campi di concentramento vicino alla costa della Sirte, dove ci furono moltissimi morti, si parla di 40.000 morti su 100.000 persone deportate. Qui ho mostrato l'immagine di Omar el-Mukhtar perché poi queste sono vicende che in genere gli italiani non conoscono, e invece se la sono trovata sbattuta in faccia, per così dire, nel 2009, l'anno successivo alla firma del trattato di partenariato fra Italia e Libia, firmato da Berlusconi, che vedete qui a sinistra, e dal leader libico di allora Gheddafi. E Gheddafi, quando sbarcò a Fiumicino dal suo aereo, appunto se ne uscì con questa divisa dove portava sul petto questa foto molto in evidenza che ritraeva appunto Omar el-Mukhtar, diciamo, l'eroe della resistenza libica. Ma qui sono solo alcuni esempi che vi volevo riportare di crimini commessi dagli italiani. Questi sono crimini commessi in Etiopia, etiopi impiccati. Sapete e sappiamo che in Etiopia e precedentemente anche in Libia l'Italia fascista impiegò agenti chimici e diciamo non fece niente per nascondere l'impiego di agenti chimici. Questa è una cartolina di propaganda dell'Italia fascista: armamenti, ecco l'arma più opportuna. Quindi già insomma si era minacciato l'uso degli agenti chimici contro gli etiopi. In questo caso l'impiego è stato riconosciuto ufficialmente nel 96
dal nostro governo. Ci sono immagini qui più, diciamo, un po' più truci, ma molto diffuse, cioè teste di resistenti libici così mostrate come trofei. E un'altra vicenda importante che in genere non è molto conosciuta riguarda la partecipazione italiana alla guerra civile in Spagna. Qui mi sono soffermato sull'impiego della cosiddetta aviazione legionaria, che dalle basi delle Baleari bombardava le città repubblicane, e in quest'ambito, 16-18 marzo del 1938, ci fu un gravissimo bombardamento di Barcellona, la prima grande città europea a subire un bombardamento, chiamiamolo strategico, prima della seconda guerra mondiale, che appunto qualcuno ha definito la Guernica Made in Italy. In questi 2 giorni ci furono oltre 670 morti, 1200 feriti, fra cui purtroppo molti ragazzini, perché una bomba centrò una scuola di Barcellona. E il commento di Mussolini a questi fatti: sono lieto che gli italiani riescono a destare orrore per la loro aggressività anziché compiacimento come mandolinisti. Quindi non scuse, non assolutamente presa di distanza, ma anzi compiacimento per questo gesto. Ecco, che l'orrore suscitato, creato, come abbiamo visto a Barcellona, poi si riproduce anche durante l'occupazione italiana dei Balcani. L'Italia occupò 2/3 della Grecia, metà della Slovenia che fu annessa al Regno d'Italia, la Dalmazia, fu stabilito un protettorato italiano sul Montenegro, e anche una fascia molto ampia dello Stato indipendente croato fu di fatto occupata da truppe italiane. E in quell'ambito anche lì sorse un movimento di resistenza, forse ne avrete parlato a lezione, e per neutralizzare la resistenza anti-italiana si ricorse a misure draconiane che prevedevano rastrellamenti, uccisioni di ostaggi, fucilazioni come in questo caso. Ci furono anche diverse stragi e fu creato un sistema di campi di concentramento italiani per slavi, anche per greci in Grecia. Ora, diciamo subito, qui la stessa immagine è stata utilizzata come copertina di un libro importante uscito una decina d'anni fa. E qui è l'esempio invece di una strage commessa in Grecia nel febbraio del 1943. Questa è una vera e propria rappresaglia dove per l'uccisione di 9 italiani furono rastrellati circa 140-145 cittadini greci e passati per le armi, 16 greci per ogni italiano ucciso. Ecco, diciamo subito che non stiamo parlando di crimini paragonabili alla Shoah, non sono genocidi di massa, ma sono pur sempre gravi crimini di guerra. La loro quantificazione è stata tentata, ma devo dire con scarso successo. Si è parlato di 500.000 vittime italiane durante la guerra d'aggressione contro l'Etiopia e nelle fasi successive di controllo del territorio, 100.000 morti per mano italiana in Libia, 100.000 in Grecia e 250.000 in Jugoslavia. Sono calcoli molto difficili. Gli etiopi danno dei numeri molto più alti, parlano di 1 milione di vittime, parlano di vero e proprio olocausto prodotto dagli italiani. Le fonti italiane rivelano numeri più bassi, ma comunque impressionanti. Noi abbiamo un documento ufficiale del Ministero dell'Africa Orientale italiana che parla di circa 80.000 etiopi uccisi solo nelle fasi successive alla guerra, nella fase di controllo del territorio. Ma restano calcoli molto complicati. Ad esempio per la Grecia dobbiamo considerare anche i morti nella carestia terribile che colpì Atene nell'inverno del 41, oppure più in generale dobbiamo calcolare anche le vittime fatte dalle milizie collaborazioniste che, armate dagli italiani, collaborarono con gli italiani nella repressione delle bande partigiane e nel controllo dei territori. Quindi capite che sono tutti elementi che complicano moltissimo il quadro. Finisco questa parte sui crimini italiani però facendo riferimento a una
a una situazione rispetto alla quale abbiamo dei dati molto affidabili, che è la Slovenia. La Slovenia, appunto, da Lubiana, diciamo, al sud della Slovenia, fu annessa all'Italia, e lì è stato calcolato un numero di circa 3.000 vittime in operazioni appunto di repressione, e anche furono deportati 26.000 sloveni, che equivaleva quasi al 10% dell'intera popolazione. Ora, la Slovenia era molto piccola, erano 300.000 abitanti, quindi sono numeri questi che, diciamo, indicano un livello di violenza da parte italiana analogo, se non direi superiore, ad esempio, a quello esercitato dai tedeschi in Italia nelle regioni più colpite dalla repressione tedesca durante l'occupazione dopo il 1943, cioè l'Emilia-Romagna e la Toscana. Ecco, quindi questo per darvi alcuni elementi di riferimento. Rispetto a tutta questa galassia, diciamo, di crimini di guerra, vi ripeto, uccisioni di ostaggi, deportazioni, rastrellamenti e anche alcune stragi molto, molto sanguinose come quella di Domenico, gli italiani non pagarono. In realtà gli accordi internazionali prevedevano che l'Italia, uscita come sapete nel settembre del 1943 dalla guerra come nazione nemica sconfitta, sottoposta a resa incondizionata, prevedevano che questa Italia sconfitta avrebbe dovuto consegnare i propri criminali di guerra. Lo prevedeva esplicitamente l'articolo 29 del secondo armistizio. L'Italia firmò 2 armistizi, il cosiddetto armistizio breve, il 3 settembre, quello più noto di Cassibile, e poi successivamente il 29 settembre firmò il cosiddetto lungo armistizio, in cui erano molto più dettagliate le condizioni di resa. Ebbene, appunto, una di queste, l'articolo 29, prevedeva che l'Italia consegnasse alle Nazioni Unite Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutti sospettati di aver compiuto crimini di guerra, iscritti nelle liste, si diceva, che verranno comunicate dalle Nazioni Unite. Quindi l'Italia era fin dall'inizio obbligata a consegnare i propri criminali di guerra. E la situazione italiana in che cosa si distingueva da quella, ad esempio, che sarà la Germania sconfitta o il Giappone sconfitto? Beh, si distingueva per il fatto di aver mantenuto un governo legittimo, quello appunto di Badoglio, che insieme al re, no, avevano lasciato Roma e si erano rifugiati a sud, a Brindisi, in Puglia, dove avevano ricostituito il cosiddetto Regno del Sud. E c'era una particolarità, la possiamo già indicare, cioè che molti delle autorità militari, ad esempio, e anche diplomatiche, che avevano seguito il re al sud e ricostituito al sud il regno d'Italia, erano accusate di crimini di guerra. In particolare vi menziono il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Mario Roatta e il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Vittorio Ambrosio, che erano considerati dagli jugoslavi degli efferati criminali di guerra, e sicuramente Mario Roatta era considerato il numero 1 dei criminali di guerra italiani secondo la Jugoslavia. Ebbene, Roatta ed Ambrosio erano andati col re, con Badoglio, al sud ed erano stati mantenuti nelle loro cariche, quindi al vertice delle forze armate italiane, della monarchia badogliana. Tutto questo ai primi di ottobre, appena si seppe in Inghilterra, Jugoslavia, che Roatta e Ambrosio erano rimasti ai loro posti, ci furono vibratissime polemiche, dibattiti anche al Parlamento inglese, articoli sui giornali inglesi. Quindi l'Italia fin dall'inizio, fino dall'indomani dell'armistizio, si trovava messa sul banco degli accusati. E facciamo un passo ancora avanti, perché non c'era solo appunto l'armistizio e queste polemiche di cui vi ho detto sulla stampa britannica e anche al Parlamento britannico, ma alla metà di ottobre del 1943 dobbiamo ricordare che proprio a Londra nacque la United Nations War Crimes Commission, cioè la Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite, che aveva l'incarico di raccogliere le accuse
contro criminali di guerra dell'asse, non solo italiani ovviamente, tedeschi, anche giapponesi, fra l'altro bulgari, ungheresi, eccetera, e sulla base di queste accuse stilare la lista di criminali di guerra. Di questa commissione di Londra facevano parte molti paesi, 17 paesi, dagli Stati Uniti all'Australia, dal Belgio alla Gran Bretagna, alla Francia, alla Cecoslovacchia, alla Danimarca, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia e anche Jugoslavia. Sempre un altro momento cruciale fu rappresentato il 30 ottobre del 1943 dalla dichiarazione resa alla conferenza di Mosca dai cosiddetti tre grandi, cioè Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica, sui criminali di guerra. Una dichiarazione importante, appunto diplomatica importante, in cui i tre grandi confermavano la loro volontà di procedere, terminata la guerra, alla punizione dei criminali di guerra dell'asse. E come si muovono le autorità italiane? Qual è la loro posizione? La posizione italiana scaturì come reazione alle proteste inglesi di cui vi ho parlato, nei confronti appunto del mantenimento di Roat, dei generali Roat e Ambrosio ai vertici delle forze armate italiane. E si tradusse questa reazione italiana in un memorandum, in un documento appunto indirizzato alla Commissione Alleata di Controllo, un documento del novembre del 1943, che difendeva l'operato di Roat, l'operato in generale delle forze armate italiane in Jugoslavia, e già allora era un documento redatto, anche questo è interessante, da Badoglio, che era in quel momento al capo del governo, ma che vi ricordo era stato anche capo di Stato Maggiore delle Forze Armate al momento dell'ingresso dell'Italia fascista in guerra, aveva guidato le operazioni di attacco alla Grecia e fra l'altro, visti i risultati pessimi, poi aveva dato le dimissioni. Ecco, quindi era un uomo, un militare con responsabilità nelle politiche dell'Italia fascista, e accanto a lui l'altra firma, diciamo, questo documento era Renato Prunas, che era invece un diplomatico, quindi un militare al momento capo del governo e un diplomatico, non a caso, che elaborano una strategia difensiva. Questa strategia difensiva italiana era basata, come si evince da questo documento che vi dicevo, era basata su quattro punti fondamentali, su 4 capisaldi. Primo, la rivendicazione del diritto di giudicare i criminali di guerra presso tribunali italiani. I nostri criminali di guerra li processiamo noi. Questo primo punto rivendicato dagli italiani. Secondo punto, la rivendicazione del carattere umanitario delle occupazioni italiane e dei meriti acquisiti nella protezione delle popolazioni civili in Jugoslavia, la protezione degli ebrei, la protezione e il salvataggio degli ebrei, la protezione e il salvataggio dei serbi rispetto a chi? Agli Ustascia croati. Terzo punto, una distinzione netta del comportamento italiano rispetto al comportamento brutale degli ex alleati tedeschi. Qui si univa la rivendicazione del contributo prestato dagli italiani dopo l'armistizio nella lotta contro la Germania a fianco delle resistenze locali. Questo terzo punto è interessante perché riprende quanto avevo osservato Paolo Ferrari nell'introduzione, ovvero elabora in nuce quella contrapposizione fra bravi italiani, salvatori di ebrei e non solo di ebrei, e cattivi tedeschi, di cui appunto lui ha parlato all'inizio, con questo tentativo di riversare tutte o gran parte delle responsabilità per i crimini commessi sulle spalle dei tedeschi, dell'ex alleato tedesco. Veniva poi un quarto ed ultimo punto che riguarda proprio questo tentativo di scaricare le colpe delle brutalità. Il quarto punto riguardava la colpevolizzazione dei partigiani, in particolare dei partigiani comunisti di Tito, per l'imbarbarimento della guerra.
Allora, questi sono i punti fondamentali della linea difensiva italiana rispetto alla questione dei criminali di guerra. Ecco, nonostante questo documento, dobbiamo dire che Ambrosio e Roatta nel novembre del 43, 18 novembre del 43, furono rimossi dalle loro cariche, non potevano essere tenuti lì. Però ora vedremo rapidamente come quella impostazione difensiva pensata per difendere Roatta ed Ambrosio venisse poi applicata con un certo successo nei mesi successivi. Intanto la questione dei crimini di guerra era riemersa alcuni mesi dopo, nel maggio del 1944, dopo la rottura del fronte a Cassino, e dopo l'arrivo delle notizie dei crimini commessi dalle truppe del corpo di spedizione francese in Italia contro gli italiani. Si fa qui in particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette marocchinate, cioè a quelle centinaia di donne italiane che subirono stupri da parte appunto delle truppe del corpo di spedizione francese, in gran parte magrebine, in gran parte marocchini, ma non solo marocchini, che una volta avuto ragione delle difese tedesche, fra l'altro combattendo con grande coraggio e grande capacità, penetrarono al di là della linea appunto difensiva tedesca e si scatenarono nei primi paesini che trovarono italiani, ebbero diciamo un paio di giorni veramente mano libera e ne fecero di cotte e di crude, centinaia di stupri, rapine, violenze, anche degli omicidi. In particolare il paesino più colpito fu Esperia, che trovate anche ora, se andate sull'autostrada c'è un'uscita proprio Esperia. Alla luce di queste violenze francesi, il segretario generale agli esteri Prunas ebbe l'idea di cominciare a raccogliere una documentazione sui crimini appunto commessi contro gli italiani, i crimini subiti dagli italiani. E subito veniva detto esplicitamente in questi documenti diplomatici che ho consultato al Ministero degli Esteri, che questa controdocumentazione sarebbe stata molto utile per rispondere alle accuse che si stavano accumulando nei confronti invece degli italiani. Poi qui siamo io dividerei adesso due principali linee difensive italiane. Una è quella che fa proprio riferimento all'apprestamento di una controdocumentazione. Gli altri stanno raccogliendo documenti sui crimini di guerra degli italiani, ebbene noi facciamo una nostra controdocumentazione e ora vedremo di che genere questa controdocumentazione. L'impulso politico a raccogliere questa controdocumentazione venne nell'autunno del 44, dopo che dal SIM, dal Servizio Segreto Militare Italiano, arrivò notizia che la Jugoslavia aveva costituito un'apposita commissione di Stato per raccogliere le prove sui crimini di guerra commessi dall'Italia. Ecco, immediatamente fu diciamo, incaricato il Servizio Segreto Militare Italiano di raccogliere appunto prove sui crimini non commessi dagli italiani, ma sui crimini subiti. Si raccolsero prove di vario genere, prove ad esempio sui crimini subiti da parte francese. Ho trovato i documenti del Ministero, in questo caso il Ministero della Guerra, che parlavano di 600 erotti, stupri e 40 omicidi commessi subito dopo la rottura del fronte della linea Gustav, fronte di Cassino. Addirittura c'era anche una cosa specifica sull'isola d'Elba, perché queste violenze commesse da parte francese erano continuate poi all'isola d'Elba, dove si parla di quasi 200 stupri e 11 omicidi. Ma la controdocumentazione più importante fu quella raccolta a carico della Jugoslavia, perché la Jugoslavia era il principale accusatore degli italiani. Il SIM, il Servizio Segreto Militare, raccolse in particolare 4 distinte documentazioni. Una prima documentazione sui crimini jugoslavi contro gli italiani,
una seconda documentazione sui crimini jugoslavi contro civili jugoslavi, quindi all'interno, no? Ad esempio i crimini commessi dagli Ustascia contro i serbi. Una terza documentazione sugli aiuti che gli italiani, le autorità di occupazione italiana avevano dato alla popolazione civile serba, scusate, jugoslava in generale, leggi i bravi italiani, e solo l'ultima documentazione era volta a valutare la fondatezza o meno delle accuse rivolte da parte jugoslava agli italiani per crimini di guerra. Sulla base di questa controdocumentazione furono elaborati dei dossier, in particolare due molto importanti. Nel 1946 questi furono elaborati. Un dossier che si chiamava Trattamenti degli italiani da parte jugoslava dopo l'8 settembre 43, che sostanzialmente era un documento sulle foibe, cioè sulle due fasi delle foibe, settembre 43 e poi quella successiva più importante, dopo l'occupazione temporanea del Friuli e della Venezia Giulia a maggio-giugno del 45, e poi un secondo dossier intitolato Note relative all'occupazione italiana della Jugoslavia, che riguardava invece l'occupazione italiana della Jugoslavia 41-43. Questi dossier furono tradotti in inglese e utilizzati in sede diplomatica durante i negoziati a Parigi, quindi dall'aprile del 46 in poi iniziarono questi negoziati, per sostenere le posizioni italiane che appunto erano contrarie alla consegna dei criminali di guerra italiani. Questi dossier furono inviati alle tre potenze occidentali, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, sulle quali appunto si pensava di far pressione per ricevere un sostegno politico rispetto alle posizioni italiane. Due osservazioni veloci, perché vedo che il tempo corre, sulle note relative all'occupazione italiana della Jugoslavia. Un documento interessante perché in questo documento si descrivevano appunto gli italiani non come degli oppressori, degli occupanti sanguinari, ma tutto l'opposto. Si scriveva come all'inizio gli italiani fossero stati accolti addirittura con stima e ammirazione da parte delle popolazioni jugoslave, e gli italiani avrebbero ricambiato con grande simpatia e cordialità nei confronti della popolazione jugoslava. E poi purtroppo, e questo era il punto, gli italiani si erano trovati nel mezzo delle lotte interetniche fra croati e serbi, e poi c'erano insomma tutte le complesse vicende del mondo balcanico, diciamo così, e in più erano su queste violenze interetniche era poi subentrata anche la guerriglia, la resistenza comunista dopo l'aggressione nazista all'Unione Sovietica giugno del 41. Quindi, come dire, gli italiani si erano trovati in mezzo, avevano cercato di fare da paceri e purtroppo però poi erano stati costretti anche a rispondere talvolta commettendo degli eccessi per difendere soprattutto se stessi dalla violenza, dalla barbarie dei partigiani, in particolare i partigiani comunisti. Quindi si ammetteva qualche crimine, ma solo nella misura di, diciamo, eccessi di autodifesa, no? Per appunto tutelare gli italiani. E invece si insisteva molto sulle crudeltà, le violenze patite dagli italiani, con foto di soldati italiani fatti prigionieri e virati, accecati, eccetera. Tutta una questione, questa delle violenze subite dagli italiani, delle efferatezze subite dagli italiani, che riprendeva note della propaganda fascista di guerra, e che è molto difficile anche definire quanto fossero inventate o quanto invece corrispondessero alla verità. Sevizie e violenze a carico degli italiani c'erano state, soprattutto nei confronti degli ufficiali e delle camicie nere, molto meno nei confronti dei soldati semplici che spesso venivano poi liberati. E però è anche vero che questo insieme di casi di violenze appunto a carico degli italiani sono stati fortemente ridimensionati dalla ricerca storica. E faccio riferimento ad esempio al volume di Amedeo Osti Guerrazzi sull'occupazione italiana della Slovenia, dove lui insomma è andato sui documenti a cercare traccia
delle efferatezze subite agli italiani e diciamo, non ne ha trovate o ne ha trovate molto poche e molto flebili. Al di là di questo, quello che è interessante è che sulla base di questa controdocumentazione e soprattutto sulla base della documentazione che attestava le violenze subite dagli italiani, nell'ottobre del 1946 vengono approntate da parte italiana delle controliste di criminali di guerra jugoslavi. L'iniziativa è del responsabile della direzione affari politici del Ministero degli Esteri, che si chiamava Vittorio Zoppi, e grazie a questa sua iniziativa, quindi anche qui è un gioco di collaborazione fra Ministero degli Esteri, Ministero della Guerra, Servizi Segreti Militari e magistratura militare. Umberto Borsari era il procuratore generale militare di allora. Ecco, grazie a questa collaborazione vengono approntate delle controliste, le definirei, di criminali di guerra jugoslavi. La prima, ottobre 46, contiene 153 nominativi, la seconda, del gennaio 48, 87 nominativi. Fra questi nominativi, al numero 1 della lista c'è lo stesso maresciallo Tito, seguono poi nomi di esponenti dell'Ozna, della polizia politica jugoslava, dell'esercito, giudici dei tribunali del popolo jugoslavi, e questo è molto, e le accuse che venivano rivolte a queste persone erano di estrema gravità. Oltre a massacri di italiani si parla di sevizie, scempio di cadaveri, addirittura si parla di casi di cannibalismo. In sostanza gli jugoslavi da accusatori degli italiani vengono portati sul banco degli accusati. Non ho trovato traccia di un utilizzo politico-diplomatico di queste liste, queste controliste jugoslavi. Poi vi dirò, ho un'idea di come siano state utilizzate, ve la dirò fra breve al termine della mia relazione. Ma adesso vorrei passare all'altra grande l'altra grande direttrice difensiva degli italiani. Allora, la prima è l'approntamento di questa controdocumentazione che sbocca nell'apprestamento di controliste di criminali di guerra jugoslavi. L'altra linea difensiva, la seconda linea difensiva, la definirei quella dei processi fittizi. No, vi ricordate, i nostri criminali di guerra li processiamo noi. Ecco, questo li processiamo noi, cioè presso tribunali italiani. Questo era già presente nel memorandum del 12 novembre 1943 da cui siamo partiti. Questa posizione viene condivisa, questo è importante, non solo dal governo Badoglio, ma anche da tutti i governi di unità nazionale antifascista che seguono la svolta di Salerno. Quindi tutti i governi che dall'aprile-maggio del 44 fino al 47 appunto amministreranno l'Italia prima e subito dopo la guerra, con la partecipazione quindi di tutti i partiti antifascisti del CLN, dai liberali ai comunisti, ebbene tutti questi governi condividono questa linea, questo punto. I nostri criminali di guerra li processiamo noi. Aggiungo subito con una differenza che vi anticipo, perché poi magari ci torniamo sopra, magari anche nella discussione, e cioè che i partiti antifascisti, le sinistre, dai socialisti agli azionisti ai comunisti, hanno ben donde per affermare questo, cioè loro dicono noi non siamo l'Italia di Mussolini, non siamo l'Italia fascista, rivendichiamo il diritto di giudicare i nostri criminali di guerra per crimini fascisti. Sull'altro lato le forze moderate, ma soprattutto liberali, cattolici, ma soprattutto faccio riferimento agli apparati dello Stato, appunto il Ministero della Guerra, il Ministero degli Esteri, insomma lì questa rivendicazione di punire i nostri criminali in casa è invece sa molto più di escamotage, no? Per non punirli, per non giudicarli per niente, cosa che poi appunto si realizzerà. Detto questo, però, è importante ribadire che tutti i governi di unità, anche i governi di unità nazionale antifascista, sostengono il principio: i nostri criminali li processiamo noi. Questo è enunciato
già nella dichiarazione politica estera del governo Badoglio di Unità Nazionale, dichiarazione politica estera del 22 maggio 1944, redatta da Carlo Sforza, uno dei leader dell'emigrazione antifascista liberal-democratica, già ministro degli esteri con Giolitti e futuro ministro degli esteri nel 1947 dell'Italia democratica. Ebbene, in questa dichiarazione politica estera l'Italia esprime l'intenzione, ora vi cito, di riparare le distruzioni della guerra ed eseguire accurate e rigorose indagini per precisare torti e violenze fasciste e adottare le più severe sanzioni per i colpevoli. Ecco il principio, ovviamente qui articolato e declinato in termini più ampi, di processare i responsabili di quelle che vengono definite violenze fasciste. Ma c'è un punto, forse qualcuno di voi se lo sarà già chiesto, no? C'è una questione. Ma come fa l'Italia, anche in questa dichiarazione di politica estera, ad affermare i nostri li processiamo noi quando c'è un articolo, l'articolo 29 dell'armistizio, che dice esplicitamente ce li dovete consegnare? C'è qualcosa che non torna. Beh, in effetti la posizione italiana fu precisata anche sotto questo aspetto, già alla fine del 1944, fu precisata dal nuovo capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, che era il generale Giovanni Messe. Giovanni Messe era stato comandante del CSIR, del Corpo di Spedizione Italiano in Russia, all'inizio dell'aggressione contro la Russia, aveva comandato poi le forze dell'asse in Tunisia, nel 1943, diciamo l'ultima roccaforte difensiva sul suolo africano dell'asse, era stato poi fatto prigioniero dagli inglesi, ma il re Badoglio ne avevano chiesto la liberazione e l'avevano appunto messo al vertice delle forze armate. Ebbene, l'occasione dell'intervento di Messe è molto importante e ve la ricordo, cioè Messe si muove dopo aver appreso con grande preoccupazione nel novembre 1944 la notizia che in Jugoslavia erano stati fucilati dagli uomini di Tito 3 ufficiali italiani che facevano parte della divisione Garibaldi, cioè gli jugoslavi avevano condannato a morte e fucilato come criminali di guerra 3 ufficiali italiani che dopo l'8 settembre del 1943 erano andati a combattere al loro fianco. Fra questi, ad esempio, il tenente colonnello Ezio Stuparelli, ex capo di Stato Maggiore della Divisione Venezia. Comunque erano ufficiali che erano andati a combattere a fianco degli jugoslavi nella Divisione Garibaldi. Ebbene, 3 di questi erano stati fucilati come criminali di guerra. È una notizia che allarma moltissimo gli italiani, perché ovviamente rende anche evidente la determinazione jugoslava, no? Nel procedere contro i criminali di guerra jugoslavi. Allora cosa fa? Cosa fa Messe? Mette meglio a punto la linea difensiva e si rifà alla dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943 di cui vi ho parlato, quella di Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, in cui avevano detto no, che noi processeremo i criminali di guerra dell'AS. Ebbene, lui nota però, fa notare che c'è una differenza nella formulazione fra italiani e tedeschi, perché mentre nel caso dei tedeschi si dice che tutti i responsabili di crimini di guerra saranno giudicati, quindi non si fa distinzione fra i mandanti, i capi e gli esecutori, nel caso italiano invece si dice solo che saranno giudicati solo i capi fascisti, si usa questa espressione, i capi fascisti e i comandanti militari. Sembrerebbe quasi che gli esecutori materiali, no, i ranghi più bassi, siano esentati. Ma c'è un altro punto molto più significativo agli occhi di Messe, di distinzione fra italiani e tedeschi, laddove la dichiarazione di Mosca afferma che mentre tutti i tedeschi verranno arrestati, criminali di guerra, arrestati ed estradati in quei paesi in cui hanno commesso i loro crimini per essere lì processati, nel caso degli italiani la dichiarazione di Mosca afferma solo semplicemente che i criminali di guerra italiani saranno assicurati alla giustizia, consegnati alla giustizia. Allora Messe dice, beh,
questa differenza di formulazione non può che significare che gli alleati hanno idea di trattare differentemente i criminali tedeschi dai criminali italiani. E a mio giudizio allora quel riferimento che gli italiani saranno assicurati alla giustizia non può che significare saranno consegnati alla giustizia italiana. E lui dice, dà anche una spiegazione politica. Dice, bene, allora l'Italia il 29 settembre del 43 no, è stata, diciamo, gli è stato imposto il lungo armistizio che prevedeva la consegna dei criminali di guerra italiani alle Nazioni Unite. Ma l'Italia poi il 13 ottobre 43 ha dichiarato ufficialmente guerra alla Germania. Allora lui dice, guarda caso, il 30 ottobre, 2 settimane dopo la dichiarazione di guerra italiana alla Germania, noi abbiamo la dichiarazione di Mosca con questa diversa formulazione fra italiani e tedeschi. A suo giudizio, questa diversa formulazione che appunto secondo lui attribuirebbe alla giustizia italiana la giurisdizione sui criminali di guerra italiani è come dire, è un atto modificativo dell'articolo 29 dell'armistizio che premierebbe gli italiani per aver dichiarato guerra ufficialmente alla Germania il 13 ottobre del 1943. Tutti i governi italiani diciamo, condividono in pieno questa teorizzazione, direi, del generale Messe. Detto fra noi invece era completamente infondata, perché gli alleati non avevano intenzione di fare nessuna differenza fra italiani e tedeschi, fra criminali di guerra italiani e criminali di guerra tedeschi. In quel momento li volevano portare tutti e due davanti alla giustizia. Ora procediamo rapidamente su questa questione dei processi fittizi. Quindi la posizione ufficiale italiana è questa. Da un punto di vista proprio legale, secondo gli italiani, solo l'Italia avrebbe il diritto di processarli. Dunque la Jugoslavia cosa avrebbe dovuto fare? E viene richiesto questo. La Jugoslavia avrebbe dovuto consegnare agli italiani le prove di colpevolezza, no, a carico dei soldati italiani per i crimini commessi in Jugoslavia. E poi i tribunali italiani li avrebbero processati. In realtà, come vi dicevo, c'è la volontà di garantire l'impunità a queste persone, soprattutto da parte degli apparati. Questo lo si vede bene quando nel maggio del 1945 l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo emette alcuni mandati di cattura e fa eseguire alcuni arresti a carico di funzionari di polizia come il prefetto Temistocle Testa, responsabili di crimini in Jugoslavia, e contro 15 camicie nere del battaglione Tevere accusate di crimini di guerra sempre in Jugoslavia. Questa azione dell'Alto Commissariato suscita un putiferio nelle alte sfere militari che intervengono subito presso il governo dicendo assolutamente dobbiamo bloccare questa azione contro i nostri criminali di guerra, perché se tanto si procede in questa direzione noi legittimeremo le richieste di Belgrado nei confronti dei nostri criminali di guerra. E in effetti, nonostante che l'Alto Commissariato dica no, noi vogliamo procedere, andare avanti, vogliamo che il corso della giustizia vada avanti, in realtà dopo neanche un mese tutti gli arrestati vengono liberati da Regina Coeli. C'è un altro passaggio ed è rappresentato nel maggio 1946 dalla creazione presso il Ministero della Guerra di un'apposita commissione d'inchiesta sui crimini di guerra. Qual è la linea? La linea è appunto i nostri criminali di guerra li vogliamo processare noi, dunque noi per dimostrare che facciamo sul serio creiamo una commissione d'inchiesta che prende il nome Commissione Inchiesta Gasparotto perché è presieduta da Luigi Gasparotto, già ministro dell'Aeronautica, futuro ministro della Difesa. Ecco, questa commissione deve valutare le accuse di crimini di guerra su civili e militari italiani. Ora, siamo nel 1946, badate bene, nel 1946 sull'altro lato, cioè a Londra, al di là della Manica, la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui criminali di guerra ha già cominciato a scrivere le sue belle liste in cui sono compresi molti criminali di guerra italiani.
Ce ne sono 729 accusati dalla Jugoslavia, 111 accusati dalla Grecia, 9 anche accusati dalla Francia, 3 dall'Albania, 10 dall'Etiopia, che poi ridurrà i nomi a 2, Graziani e Badoglio, e poi c'è tutta un'altra categoria che sono gli italiani accusati da inglesi e americani per violenze commesse contro i loro prigionieri di guerra. Questa è un'altra categoria, l'unica che pagherà, mentre tutti gli altri, che sono invece accusati di crimini commessi contro i partigiani e contro i civili, la faranno franca. Però, come vi ho detto, se sommate un po' i numeri che vi ho fatto, ci sono già nel 1946 circa 1000 italiani accusati di non solo accusati, iscritti nelle liste dei crimini di guerra delle Nazioni Unite, che secondo gli accordi armistiziali dovevano essere arrestati in Italia, ovviamente dalle autorità anglo-americane, l'uniche che avrebbero avuto il potere di farlo, e poi estradati nei paesi che li avevano richiesti. Ecco, rispetto a questo l'Italia dice no, li giudichiamo noi e facciamo una nostra commissione d'inchiesta. Questa commissione d'inchiesta, composta da alti giudici, esponenti delle forze armate, ma anche da tre esponenti politici, fra cui 2 delle sinistre, c'è un socialista e c'è un comunista dentro questa commissione inizia a lavorare un po', diciamo, a rilento, però a un certo momento, per dimostrare la buona volontà italiana, anche su sollecitazione di De Gasperi, che in questo momento ha una posizione, diciamo, pulita, non vuole ricorrere a mezzucci, diremmo noi, ma vuole effettivamente che si faccia luce sulle colpe italiane, ebbene questa commissione vaglia almeno la posizione di oltre 300 fra soldati e civili italiani implicati in crimini di guerra e arriva a stilare una prima lista con 26 nomi di criminali di guerra italiani, gennaio 48, fra cui c'è il generale Mario Roatta, ci sono quindi i vertici delle forze armate italiane in Jugoslavia, il governatore del Montenegro, il generale Alessandro Pirzio Biroli, Mario Robotti, Gambara, ci sono i vertici dell'amministrazione fascista, Francesco Giunta, Giuseppe Bastianini, governatori della Dalmazia, Emilio Grazioli, alto commissariato per la provincia di Lubiana. Ecco, in questi 26 nomi ci sono dei nomi importanti. Nel gennaio del 48 sarebbe tutto pronto per far scattare i processi. Ricordo che nel frattempo, fra l'altro, è stato firmato il trattato di pace con l'Italia, che all'articolo 45 ha ribadito che l'Italia deve estradare i suoi responsabili di crimini di guerra. Quindi l'Italia mantiene l'idea, diciamo, il proposito di processarli in casa presso tribunali italiani ed effettivamente tutto sarebbe pronto nel gennaio del 48. C'è una riunione interministeriale in cui si decide però, dice, ma insomma, sarà proprio il caso di far partire i processi. Mi ricordo il momento particolare. Questa riunione è del gennaio del 48. Ad aprile 48 sono previste le elezioni politiche, quelle famose in cui decisive, diciamo, anche per una eventuale scelta di campo del paese, quelle in cui si scontreranno la Democrazia Cristiana e il Fronte Socialcomunista. E quindi si dice, beh, non ci sembra il caso di procedere con la fase dibattimentale, con il processo vero e proprio, no? Perché non ci sono le condizioni interne, un'ondata di processi a carico di criminali di guerra italiani in Italia provocherebbe dissapori, tensioni politiche in questo momento. Altro argomento, poi teniamo presente che insomma noi ci siamo mossi nel senso di raccogliere più prove a carico degli jugoslavi che non prove, diciamo, sui nostri, e dunque se anche ci fossero i processi sortirebbero fuori delle condanne molto lievi nei confronti dei nostri militari, la Jugoslavia se ne risentirebbe e anche i rapporti bilaterali fra noi e Belgrado subirebbero un trauma. Dunque rimandiamo. Io ho trovato un documento in cui, perché ovviamente la parola ultima per decidere su questo punto spetta al governo, e nel febbraio del 48 ci sono 3 righe di risposta del governo firmate Giulio Andreotti, allora sottosegretario
appunto alla Presidenza del Consiglio, in cui dice benissimo, procedete come avete deciso nella riunione di gennaio, cioè procrastiniamo. Che succede poi? Succede una cosa interessante. Mi avvio alla fase conclusiva, così poi abbiamo magari anche tempo per discutere. Succede che succede la rottura durissima fra la Jugoslavia di Tito e l'Unione Sovietica di Stalin. L'Unione Sovietica, questo avviene nel giugno del 1948, l'Unione Sovietica di Stalin era stata l'unica delle 4 grandi potenze che aveva sostenuto le rivendicazioni jugoslave per la consegna dei criminali di guerra italiani. Gli altri si erano via via sfilati, a partire dagli Stati Uniti che per primi sostengono apertamente le posizioni italiane e poi via via anche gli altri, la Francia e la Gran Bretagna. Nel giugno del 1948 Tito, diciamo così, perde anche l'appoggio di Mosca, non solo nel nuovo contesto creato dalla rottura appunto con Stalin, Tito ha bisogno di avere buoni rapporti con l'Occidente. Di fatto la questione dei criminali di guerra con l'Italia è politicamente risolta. Siamo nel giugno del 48. Anche perché sull'altro lato, vi ricordo, l'altro grande accusatore dell'Italia era la Grecia, ma anche in Grecia c'è stata una guerra civile, ha vinto la monarchia e anche in Grecia c'è un governo conservatore che vuole avere buoni rapporti con l'Italia nell'ambito, diciamo, del blocco occidentale. Quindi politicamente la questione dei criminali di guerra italiani è risolta, ma non è risolta da un punto di vista legale, perché diciamo, seguendo da un punto di vista giudiziario, l'Italia, dopo aver stilato la sua lista di criminali di guerra, no, la commissione Gasparotto, avrebbe dovuto processarli, anche se la Jugoslavia non li chiedeva più. No? Avevamo detto li vogliamo processare noi, ebbene li dovevamo processare. Si pone questo problema, viene discusso fra Ministero della Difesa e Ministero degli Esteri, dice beh noi insomma abbiamo usato la commissione, dice Zoppi, no? Come scappatoia dilazionatrice, in realtà per non processare i nostri, però adesso che facciamo? Li dovremmo processare. Allora viene trovato una sorta di escamotage per bloccare tutto. L'escamotage viene trovato sul Consiglio degli Avvocati Difensori dei Criminali di Guerra Italiani nell'articolo 165 del Codice Penale Militare di Guerra, che prevede il vincolo della reciprocità, ovvero l'Italia è disposta a processare i suoi criminali di guerra se anche però l'altro Stato, leggi la Jugoslavia, è disposto a processare i suoi per i crimini commessi contro gli italiani, ovvero le foibe. Probabilmente, forse in questo caso potrebbero essere state ritirate fuori dal cassetto quelle liste, quelle controliste di criminali di guerra jugoslavi, per fare una sorta di scambio, un patto del silenzio, ma forse non ce n'è stato neanche bisogno. Dai documenti si evince che era chiaro che Tito non avrebbe mai processato i suoi, magari se stesso, per le foibe, e dunque il vincolo di reciprocità non poteva scattare. Sulla base di questo, nel giugno del 1951, tutte le inchieste vengono bloccate, tutte le inchieste contro i criminali di guerra italiani vengono bloccate senza andare a processo. Tutti possono, diciamo, dormire sonni tranquilli. Questa vicenda non è finita lì, c'è diciamo, un prosieguo, su questo concludo, nel 2008, cioè in anni molto più recenti a noi, dopo che intanto vi faccio vedere, dopo che intanto gli italiani, grazie anche al fatto che nessun criminale di guerra era stato giudicato in Italia, se non chi aveva commesso crimini, violenze contro i prigionieri di guerra alleati, che è tutta un'altra cosa, ebbene l'Italia ha potuto, diciamo, elaborare e poi compiacersi in qualche modo no, in questo mito del bravo italiano, che era solo una parte, non è una cosa infondata, no? Gli italiani sono stati anche bravi, gli ebrei sono stati salvati, ma quella è una parte della verità, l'altra parte, eccoci per dire, questa parte qui è stata rimossa, e invece ci siamo ricordati questa è l'immagine di Mediterraneo, no? Il film di Gabriele Salvatores,
che descrive, questi sono soldati italiani in un'isoletta dell'Egeo durante l'occupazione della Grecia, e sembrano dei turisti, no? Non sono certamente ritratti nei panni degli aggressori, giocano a calcio, flirtano con le donne, questa è la partitella di pallone. Ecco, l'immagine degli italiani che si è affermata è quella appunto del bravo italiano. La questione dei crimini, però, come vi dicevo, è riemersa nel 2008, dopo che da un lato la storiografia aveva fine anni 90, inizio anni 2000 indagato molto diciamo, sui crimini italiani e anche su questa vicenda della mancata Norimberga italiana, ma soprattutto il momento di svolta, il 2008, perché il 2008? Perché nel 2008 esce un documentario, La guerra sporca di Mussolini, fatto da un regista italiano, Giovanni Don Francesco, con la consulenza storica di Lidia Santarelli, un'esperta di occupazione italiana in Grecia, e questo documentario trattava la questione della strage di Domenico, di cui si è parlato, no, in Grecia. Ebbene, al momento della presentazione pubblica di questo documentario, l'ex giudice militare Sergio Dini di Padova, che viene intervistato nel documentario, se poi andate a vederlo su YouTube si trova, lo potete appunto vedere tutti. Ebbene, Sergio Dini scrive una lettera, un esposto al Consiglio della Magistratura Militare Italiana, supremo organo della magistratura militare, in cui dice: beh, signori miei, noi a partire dal processo contro Erich Priebke, no, metà degli anni 90, abbiamo ripreso, noi magistratura militare italiana, abbiamo ripreso a processare giustamente i criminali di guerra nazisti per i crimini commessi in Italia. Tutto questo, no, anche dopo il ritrovamento del cosiddetto armadio della vergogna, le indagini sui crimini nazifascisti insabbiate negli anni 60. Ebbene, sarebbe giusto, eticamente doveroso, che noi facessimo lo stesso adesso verso i nostri criminali di guerra, che hanno commesso crimini molto simili a quelli commessi dai tedeschi in Italia. Però poi fa un altro passaggio che è ancora più importante, perché lui dice: beh, attenzione, lui conosceva bene la storia, nel 51 noi abbiamo bloccato tutto, insabbiato tutto sulla base dell'articolo 165 appunto del Codice Penale Militare di Guerra, che prevedeva la reciprocità. Però, signori miei, nel 2002 il Codice Penale Militare è stato riformato, quell'articolo non esiste più, quindi noi dovremmo fare qualcosa, no? Dovremmo appunto pensare finalmente di processare i nostri. Cosa fa la magistratura militare? Qualcosa fa. Diciamo, secondo me si muove in maniera un po' furbesca, cioè il giudice Antonino Intellisano, fra l'altro il giudice che aveva istruito il processo contro Priebke, apre un'inchiesta a carico di criminali di guerra italiani, ma fa due scelte che non hanno poi permesso alla fine di arrivare a risultati concreti. Ovvero, quali scelte? Cioè, da un lato lui decide di aprire questa inchiesta sotto due capi di imputazione molto lievi, non ricorrendo all'articolo 185 del Codice Penale di Guerra, che è quello che prevede la violenza di militari italiani contro privati nemici, ed è un articolo che prevede fino all'ergastolo, ed è l'articolo, vi dico, che viene utilizzato anche nei processi contro i criminali di guerra tedeschi per i crimini commessi in Italia. Ad esempio, sulla base di questo articolo fu condannato all'ergastolo Kappler, tanto per dirne uno. No, non utilizza questo articolo, ma articoli che prevedono, capi di imputazione che prevedono pene molto molto più lievi. Ad esempio, capi di imputazione per concorso in uso di mezzi di guerra vietati e il concorso in rappresaglie ordinate al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Quindi capi di imputazione molto più blandi, e poi fa una scelta, anche questa, l'altra scelta fondamentale, chi va a indagare Intellisano? Va a indagare i 41 della lista Gasparotto, cioè i Mario Roatta, i Pirzio Biroli, eccetera. Ovviamente questi erano comandanti che già nel 51 avevano 50 anni, forse qualcuno anche di più, e quindi evidentemente, come ci si poteva aspettare, già deceduti
chi negli anni 60, chi negli anni 70, chi negli anni 80. A quel punto, nel 2010, ottobre 2010, Antonino Intellisano, riscontrato, sono tutti deceduti, e dice, non avendo rinvenuto così spunti investigativi tali da protrarre l'inchiesta, e anche esplicitando che lui non ha intenzione di indagare i ranghi bassi, anche questa è una cosa importante, chiude l'inchiesta senza procedere. C'è solo un tentativo molto tardivo fatto nel 2012 dal procuratore generale Marco De Paulis, che è il procuratore cui si deve la grande ondata di processi contro criminali tedeschi. Quando lui era procuratore alla Spezia ha fatto i grandi processi per Sant'Anna e Stazzema, Marzabotto, Cefalonia, no? Portando sul banco degli accusati decine e decine di criminali di guerra tedeschi. Ebbene, Marco De Paulis appunto nel 2012 riceve una richiesta da parte di una delle vittime greche della strage, un familiare della strage di Domenicon, e apre un fascicolo di inchiesta su Domenicon, sulla strage di Domenicon. E lui si muove con grande energia, eccetera, però insomma, sono veramente passati tanti anni, motivo per cui nel 2018 Marco De Paulis deve chiudere anche quest'ultima inchiesta perché non ha trovato nessuno in vita. Ecco che col 2018 appunto si chiude definitivamente, direi, la possibilità di portare sotto processo i criminali di guerra italiani. Ecco, questo è importante perché distingue l'Italia, direi, non solo dalla Germania e dal Giappone, gli altri, no, due alleati del patto tripartito che sono stati, insomma, portati sul banco degli accusati, e i processi sono un grande stimolo verso l'opinione pubblica nazionale, perché si confronti con le responsabilità del paese nella guerra. Ma ad esempio aggiungerei che l'Italia è un caso diverso anche rispetto a un paese come la Francia, la quale tardivamente, con grande difficoltà, eccetera, però negli anni 90 ha processato alcuni responsabili di Vichy. Sto parlando di Maurice Papon e Paul Touvier, cioè responsabili delle deportazioni di ebrei. Un processo come quello contro Maurice Papon, fra l'altro figura di spicco della politica francese dopo il 1945, ha spinto l'opinione pubblica francese a confrontarsi col passato di Vichy. Ecco, invece la mancata Norimberga italiana ha permesso appunto alla società italiana di continuare, diciamo, a riconoscersi nell'immagine autocompiacente, autoassolutoria dell'italiano brava gente, ecco, come quello raffigurato in questa foto. Questi sono 3 militari italiani impersonati da notissimi attori, questo è Bisio, Cederna, e l'altro ora non mi ricordo come si chiama, questo al centro, ma qualcuno di voi forse lo riconoscerà. Ecco, possiamo continuare a immedesimarci in questi comodi abiti del bravo italiano, e senza fare i conti invece con le responsabilità che il paese ha avuto nelle guerre di aggressione del fascismo. Mi fermerei qui, vi ringrazio dell'attenzione e grazie.